Una conferenza aperta per affrontare le tematiche che ruotano intorno alle idee e alle proposte per la politica linguistica regionale e alle norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche. Parliamo della prima edizione della conferenza aperta della lingua sarda. Una giornata storica perché dopo tante chiacchiere, leggi eccetera si concretizza in un momento particolare dove ci saranno diversi incontri, ma soprattutto stiamo dando gambe a quello che era un mio sogno, cioè portare il sardo, che vuol dire il gallurese, il tabarchino, l'algherese nelle scuole, portarlo nei comuni con gli sportelli linguistici, assumere persone che insegnino il sardo. Il sardo non può essere solo una questione di dopolavoro, ma deve essere insegnato da professionisti e soprattutto io vorrei che si insegnasse anche la storia della Sardegna. A noi ci hanno sempre parlato di Carlo Magno, dei re di Roma, della guerra mondiale, ma mai della cultura dei nuraghe, delle domodellanas, che è la nostra identità. Quindi etnos, che vuol dire popolo, vuol dire cultura, vuol dire tradizione, vuol dire poesia, vuol dire dialetti, ma soprattutto lingua. La lingua è il mezzo per comunicare, non c'è un popolo senza lingua e non c'è una lingua senza popolo. A moderare il dibattito, la giornalista di Telesardegna, esperta di lingua sarda, Maria Antonietta Piga. Oggi io sono molto felice di fare il coordinamento di questa conferenza aperta, soprattutto perché come giornalista di Telesardegna è da tantissimi anni che mi occupo di lingua sarda. E ancora di più perché Telesardegna è stata la prima che ha fatto il telegiornale in lingua sarda quando ancora non c'erano neanche i finanziamenti. Dunque da sempre si occupa di lingua e siccome qui è stato messo in evidenza più volte il fatto che la lingua deve essere dappertutto, ancora di più nei mezzi di comunicazione di massa, ecco, Telesardegna da sempre usa il sardo come lingua normale per parlare di qualsiasi cosa, dall'informazione alle interviste magari un po' più giocose, alla scienza, insomma a tutti gli ambiti della vita civile, per cui per me oggi essere qua è doppiamente un onore.